Ciao a tutti, benvenuta a un'altra puntata. Allora, oggi nonna facciamo i biscotti con le mennole. I biscotti con le mele. Biscotti con le mennole, biscotti con le mandorle, conosciuti anche come cantucci. Noi però facciamo con la nostra ricetta tipica tradizionale. E ci vuole farina, zucchero, mandorle Tostate. un po' tostate, un po' di sugna e c'è uova. Uova ne abbiamo 2 più un rosso, giusto? 1 e mezzo non abbiamo contato, però tu di solito ci metti anche 3 uova intere. C'è giusto? uova intere. Perfetto. Allora, di farina sono 1 chilo. 1 chilo. Di zucchero 600, e di mandorle? 700. Di mennole 700 mennole. 700. 1, 2, 700. 700. Un bicchiere d'acqua. E 5 grammi di ammoniaca per dolce. Ci metto la farina. Ok, questa è la farina dei grandi di melia o tumenia. Di tumenia. Ok. Poi ci metto cosa? Ci mette la sugna, Lo strutto. strofinala un poco. Strofino un pochino. Strofinala un pochino. Ok, sfiglioliamo. Tutta si deve assorbire? Tutta deve assorbire. Si piglia così. E c'è lo zucchero. Ok. Ok. Poi mettiamoci le uova. Allora, prima ci metto questi. Le uova ci mettiamo un pochino d'acqua. Mettici un pochino d'acqua. Ok. E guardaci le mandorle. Le mandorle? Sì. Tutta girata. Quasi. Ecco. Ok. Ok. E basta. Ci mettiamo quindi invece dell'ammoniaca una bustina di lievito. Di lievito questo. Ok. Guarda. Allora, l'abbiamo impastata tutta e ora? Ora facciamo dei cordoni. Ok. Facciamo dei cordoni e li mettiamo a forno. Ok.
Le mettiamo al forno. Mette al forno. Ok. A 180 gradi per? 20 minuti. Ah. Allora, li abbiamo tirati fuori dal forno e devono essere di questa consistenza. Ora li tagliamo, giusto? Ora le tagliamo e mettiamo al forno. Così. Più ricche perché li asciugano meglio. Allora, le abbiamo tirate dopo 5 minuti via dal forno, Già sono abbrustolite. pronte per essere mangiate. Assaggiamo, pezzettino. Ok. Ok. Se volete continuare questa ricetta, guardate questo video e fate più.